Se vi dicessero che vostra figlia di 2 mesi, bella, paffuta e sorridente, entrate in ospedale per una semplice bronchiolite, ne esce con una tetraparesi spastica, ipovedente e sorda, e che per il resto della sua vita i suoi problemi non potranno che peggiorare? Più cresce più ne ha. La schiena che si è fatta proprio come una S, la langa sublussata, ogni tanto ha delle convulsioni. Voi cosa fareste? Mia figlia ha 15 anni, adesso doveva uscire, doveva avere delle amichette. C'è. Si fa sentire. Ah, sì. E come se avesse capito che stiamo parlando di lei, ci fa un bel sorriso. Ma questo, purtroppo, è il massimo che riesce a fare. Hanno rovinato la sua vita principalmente, ma anche la nostra, per la loro incompetenza, distrazione, non lo so che hanno combinato. Ci troviamo così. Tutto inizia 15 anni fa, quando Arianna, una bambina di 2 mesi e 20 giorni, nata perfettamente sana, non si sente bene. Ha avuto una bronchiolite. Di questa bronchiolite come ve ne siete accorti? Respirava un poco sopraffiato. Cioè aveva il respiro un po' affannato. Una cosa lieve, non aveva tosse. Però per sicurezza L'abbiamo portata in ospedale, è stato giusto un giorno e l'hanno trasferita al Cardarelli di Napoli. Cioè dopo un giorno nell'ospedale di zona vicino a Salerno, decidono di trasportare Arianna nell'ospedale più grande del sud Italia, il Cardarelli di Napoli. La tenevo io in braccio perché la dottoressa dell'autoambulanza diceva no, non vi preoccupate, sta bene. Cioè Arianna è partita dall'ospedale di zona in condizioni tutto sommato buone, almeno così dicono alla mamma i dottori. Buone condizioni che confermano anche oggi i periti medici che hanno letto le cartelle cliniche. Ma una volta arrivata a Napoli l'hanno messa sotto una cappetta di ossigeno. Io in quel momento non mi rendevo conto perché è successo tutto in fretta. È stato un brutto quando poi l'hanno trasferita in rianimazione perché non respirava bene. Dopo sembrava che la bambina si stava riprendendo. Siamo andati a casa che eravamo più tranquilli. Il giorno dopo siamo andati là e abbiamo trovato intubata. I dottori ci dicevano non vi preoccupate perché è meglio che sta intubata perché così non ha problemi cerebrali, ci assicuravano sempre così. Invece così non è stato. Ci hanno dato pure questo sedativo che non era un sedativo che faceva bene per i bambini per farla stare addormentata. Che il sedativo datole per 14 giorni non le abbia fatto bene e che forse sia stato la causa dei danni cerebrali, lo dicono i periti nominati dal tribunale. Perché c'è stata una causa che i genitori hanno vinto e infatti l'ospedale è stato condannato a pagare poco meno di 3 milioni di euro. Come mai si è arrivati a questa sentenza? Questi medici hanno riconosciuto che le condizioni della piccola sono riconducibili al trattamento sanitario presso il Cardarelli. E questo per quale motivo? Il primo è uno shock settico. Cioè a causa di un'infezione tutto il corpo entra in crisi e si possono verificare dei danni a molti organi. Shock che è avvenuto durante il periodo in cui è stata in ospedale. Accanto a questo c'è la somministrazione di un farmaco, il cosiddetto tiopentale, che è stato somministrato alla piccola per 14 giorni. Questo farmaco poteva essere utilizzato solo in dosi minime per indurre un'anestesia. E lo scrive chiaramente anche il sito dell'AIFA, l'agenzia del farmaco, che il TPS è da usare per procedure chirurgiche brevi. E il perito del tribunale scrive che, dopo il trattamento di ben 14 giorni, è stato osservato uno stato di coma profondo. Cioè, a seguito del lungo trattamento fatto con questo farmaco, il TPS, Arianna va in coma. E ci sono anche 4 encefalogrammi che parlano di grave depressione, depressione dell'attività corticale, disfunzione corticale diffusa. Insomma, una grave sofferenza al cervello che, secondo il perito e il giudice, hanno portato Arianna ad avere una tetraparesi spastica, legata anche ad un'inadeguata gestione clinica durante il ricovero della bambina presso l'ospedale Cardarelli di Napoli. La cartella clinica di tutto quello che è successo in quell'ospedale l'abbiamo fatta leggere a 4 massimi esperti del settore e tutti hanno confermato la tesi del perito e del giudice. Il danno di Arianna è dovuto al trattamento di 14 giorni con il TPS e gli encefalogrammi confermano che stava già molto male mentre era al Cardarelli. Purtroppo nessuno ha voluto farsi intervistare, forse perché mettersi contro il più grande ospedale del sud Italia non è facile. Ma torniamo al ricovero. Loro un giorno ci dicevano una cosa, un giorno ci dicevano un'altra. Figurati quando iniziarono a fargli l'elettroencefalogramma noi non sapevamo niente. E quando hanno chiesto il perché di un elettroencefalogramma, a detta della madre, il dottore ha risposto: perché non lo sapete, quello è già il quarto che si fa. Non vi dovete preoccupare perché era sorto un piccolo problemino, però è sparito, non c'è più. Anche se c'erano delle anomalie che loro non riuscivano a capire. Vedeva la temperatura sua del corpo e portava 33, 34. Poi ebbe un blocco renale, si gonfiò proprio come un pallone. Da 5,3 kg diventò 7,5 kg. E io dicevo, ma come
come mai? No, non vi preoccupate, non è niente, poi figlia sta guarendo per i polmoni e poi dopo sta bene. E infatti quando la dimettono le dicono che Ha bisogno solo di fisioterapia respiratoria. cioè anche se gli elettroencefalogrammi riportano una sofferenza fortissima al cervello che per il giudice è stata la causa degli handicap di Arianna, loro la dimettono dicendo che ha bisogno solo di fisioterapia per i polmoni. Ma tornati a casa la bambina non sta per niente bene. Era diventato un pezzo di legno, non mangiava, piangeva in continuazione, non dormiva, cambiata proprio tanto. Pensate che il fratellino che aveva 4 anni, quando la vide che siamo arrivati a casa, l'ha guardata e dice: mamma, ma non è più lei, l'hanno scambiato, non è lei, perché lei a 2 mesi quando stava qua sorrideva, guardava già il fratellino presso a presso, cioè hanno fatto un guaio proprio. A novembre dell'anno scorso c'è stata la sentenza e la famiglia ha vinto il primo grado di giudizio contro il Cardarelli di Napoli, il quale deve pagare perché la sentenza è immediatamente esecutiva. Cosa vuol dire? Significa che loro devono pagare quanto ha stabilito un tribunale di questa Repubblica. E devono pagare subito. Ma è come se non fosse successo niente, come se non è una cosa che tocca a loro. E non solo non hanno pagato, hanno fatto appello e hanno chiesto la sospensiva del pagamento, cioè di poter pagare alla fine di un altro grado di giudizio, e quindi si parla di anni. Si passassero una mano per la coscienza, loro devono pagare. Poi adesso scusatemi se vi faccio questa domanda, come vi mantenete? Io lavoro in una casa di riposo. E tu? No, io no. Perché dopo 2 mesi di assenza per aver seguito Arianna giorno e notte in ospedale, Hanno detto che non avevano bisogno più di me, mi hanno licenziato. e avete anche un altro figlio voi? Sì, Non voglio farvi conti in tasca, ma più o meno, cioè, il tuo stipendio di quant'è? di 900 euro. In più c'è una pensione sua, immagino. Sì, L'accompagnamento. 500 euro. Quindi con 1400 euro al mese voi dovete far quadrare i conti. Arianna avrebbe bisogno di vivere in una casa in cui ci sia lo spazio per muoversi con la carrozzina, con un bagno adeguato ai suoi problemi. Mentre qui, nella casa in cui vive, lavarla è quasi impossibile, ma poi anche l'accesso a casa è difficile, ci sarebbe bisogno di una rampa e anche di una macchina attrezzata. Tutte cose che hanno un costo troppo alto per la famiglia. Per non parlare delle cure nei centri all'avanguardia che l'aiuterebbero a migliorare. A volte mi capita di pensare quando domani mamma e papà non ci saranno più e io purtroppo sono solo, quando stiamo soltanto io e lei parliamo, giochiamo, lei mi guarda, sorride, io cerco di farla sorridere, faccio vedere il telefono, ci facciamo le fotografie. E alla festa dei suoi 18 anni, Mario, il primo ballo, l'ha dedicato alla sorella, tenendola in braccio. Ma lei sarebbe stata una chiacchierona. Sentirsi chiamare papà, cioè è una cosa bella. Sentirci chiamare mamma, papà, sono cose che fanno male. Quasi ora di rispondere, perché l'avvocato gli manda lettere, non rispondono mai. Ma neanche dal primo giorno non ci hanno neanche mai fatto una telefonata per sapere Arianna come sta. Sono passati 15 anni e questa famiglia, con i pochi mezzi che ha a disposizione, ha cercato di farsi giustizia, ma contro un colosso come il Cardarelli di Napoli non è facile. Vogliamo giustizia adesso, no? Fra 5-6 anni. Hanno sbagliato e devono pagare, non ci interessa. Posso fare 4 chiacchiere con lei, per favore? Però andiamo su. Sì, volentieri. Lui è Giuseppe Longo, il direttore generale dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Quello che mi hanno solo detto è che all'atto della dimissione la bambina non presentava problemi riferibili al danno che poi dopo ha seguito. Questo è il loro punto di vista, perché come abbiamo già detto, il giudice, il perito del tribunale e 4 professori che abbiamo sentito dicono che Arianna da quell'ospedale è uscita gravemente compromessa e gli elettroencefalogrammi confermerebbero questa tesi. Voi fondamentalmente non volete pagare? No, non è che non vogliamo pagare, attenzione, l'azienda è una pubblica amministrazione e deve essere sicura che il danno in questo caso è stato... Sicura di così? Cioè non è che sono stati dei consulenti di parte, no? Ad aver visitato Arianna. È una storia lunga, una bambina che viene trasportata da Salerno fino a qua, che soffre durante il trasporto. Quante visite devono ancora fare a questa bambina per dimostrarvi che qualcosa è andato storto qui? Di visite. Ora sentiremo il medico legale. Che dopo un attimo arriva e ci spiega il suo punto di vista. La bambina quando è uscita da questa azienda stava bene. No, quando è arrivata a casa questa bambina era tutta rigida, non sapevano
più come gestirla. Secondo lei è stato il tragitto da qui ad arrivare a casa sua che ha provocato i danni che oggi ha? È così. Allora, il problema di Arianna è il problema che innanzitutto è venuto qui un grave distress respiratorio. No, non vi preoccupate, non è niente. Poi figlia sta guarendo per i polmoni e poi dopo sta bene. E poi ci chiediamo, se è arrivata con dei problemi al loro ospedale, com'è possibile che sia uscita sana quando l'hanno dimessa? A me è venuto un distress respiratorio gravissimo. E io quello che non capisco è quando è diventata secondo voi tetraplegica? Allora, la bambina è diventata tetraplegica secondo noi successivamente per un danno cerebrale che avrà avuto rispetto a questa ipossia che gli è venuta quando è venuta qui in ospedale. Chiara la posizione della dottoressa? Il danno di Arianna è dovuto all'ipossia, cioè alla mancanza di ossigeno che ha avuto quando era nel primo ospedale, ma dopo 2 mesi di ricovero è uscita dal Cardarelli senza nessun problema. No, Quindi com'è che poi è diventata tetraplegica? Ma questo io non glielo so dire. Lei non lo saprà dire, ma intanto hanno fatto ricorso, dando la colpa all'altro ospedale. E cosa strana, molto strana, solo dopo il nostro incontro hanno chiesto all'altro ospedale la documentazione per capire in che condizioni fosse arrivata Arianna quando l'avevano ricoverata. Questo ospedale aveva tempo in questi anni di difendersi e di cercare di tirar fuori tutte le carte possibili ed immaginabili, e questo non è stato fatto. È stata data per un attimo una speranza a questa famiglia e adesso nuovamente questa famiglia si ritrova lì a dire adesso quanto dovremo aspettare. Appello. Noi speriamo che l'appello venga accolto. L'incontro con la famiglia e il direttore sanitario risale a qualche giorno prima del lockdown. Oggi i tribunali stanno riaprendo e tra poco ci sarà l'udienza. Non sappiamo come andrà a finire, ma speriamo che se colgono l'appello almeno non accolgano la sospensiva del pagamento. Arianna ha il diritto di avere la migliore vita possibile e per averla ha bisogno di cure che hanno un costo, e chi ha sbagliato dovrà pagare, e non fra 10 anni, ma subito, perché Arianna sta male adesso. Cioè noi siamo stati trattati proprio come animali, cioè forse l'animale viene trattato meglio, senza rispetto verso la bambina e verso di noi.